Bentrovati carissimi amici radioascoltatori con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi in studio a Belluno ci sono io, Martina Reolon, e vi farò compagnia con la lettura di alcune delle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Partiamo con il Gazzettino. Oggi le tematiche predominanti sono ovviamente la questione coronavirus, la decisione che verrà presa oggi sulla fascia in cui sarà inserito il Veneto, molto probabilmente sarà Veneto arancione, e poi si parla ancora dei bilanci del maltempo e di altre notizie. Andremo subito a dare uno sguardo. Come dicevo, siamo a venerdì 8 gennaio e partiamo con il Gazzettino. Il titolo di apertura è dedicato appunto alla decisione. Veneto arancione, oggi si decise verso il passaggio a restrizioni più severe, bar e ristoranti chiusi, niente viaggi intercomunali. Zaia dice: vedo improbabile la zona rossa, il nostro indice di contagio è minore dell'1,25. Andiamo quindi poi subito a leggere questo approfondimento, e poi c'è un focus sul Veneto, record di vaccini, parliamo di vaccini anti-Covid, da 10 dosi non utilizzate. Andiamo quindi subito all'interno per leggere la notizia che riguarderà appunto la fase in cui si troverà il Veneto, la fascia colorata in cui si troverà il Veneto. Scatta l'allarme ricoveri, il Veneto e Friuli Venezia Giulia rischiano l'arancione, si legge in questo titolo a pagina 2. Ieri 18.020 nuovi positivi con 414 vittime, reparti di terapia intensiva sotto pressione. Oggi la cabina di regia dirama le pagelle, molti territori con RT, cioè l'indice di contagio a livello di guardia. Sarà un'Italia molto arancione, con qualche macchia di giallo e forse di rosso, e con la preoccupazione causata dalla riconferma che i ricoveri nell'ultima settimana sono tornati ad aumentare. Le terapie intensive si stanno riempiendo, anche se siamo ancora lontani dai numeri di inizio dicembre. Oggi appunto la cabina di regia del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità concluderà i calcoli sui 21 indicatori e stilerà i giudizi sull'andamento dell'epidemia da coronavirus, che farà dosare le limitazioni a partire da lunedì regione per regione. Il Veneto è a un passo dalla classificazione in fascia arancione perché l'indice di trasmissione, l'RT, è a cavallo dell'1. Molto dipenderà dall'oscillazione tra l'indice di trasmissione puntuale e il limite più basso dell'intervallo di confidenza. Sono elementi tecnici e statistici. E a proposito proprio del Veneto, c'è l'articolo a pagina 4 dell'edizione del Nord-Est del Gazzettino, e nel titolo si legge: Veneto, ultimo giorno giallo, Zaia 15 giorni per migliorare. L'articolo è di Angela Pederiva. Il verdetto è atteso per questo pomeriggio, ma il Veneto si prepara già ad entrare in fascia arancione, al di là di quella che per domani e dopodomani varrà in tutta Italia. Il presidente Luca Zaia continua a non sbilanciarsi, ma lascia intendere che oggi potrebbe davvero essere l'ultimo giorno in giallo. Vedo improbabile la zona rossa per i dati che abbiamo, perché l'indice di contagio deve superare quota 1,25 e noi oggettivamente non lo abbiamo così alto. L'indice di contagio oscilla in Veneto infatti attorno a 1, con uno scarto di 2 decimali al di sotto o al di sopra, il che fa la differenza tra avere solo il coprifuoco dalle 22 alle 5 o poco più e subire invece anche la chiusura di bar e ristoranti, nonché il divieto di spostamenti intercomunali. Ricordiamo, sono queste le limitazioni previste per la fascia arancione. A questa volta il Veneto arriva portando sul groppone dall'inizio dell'emergenza 279.004 positivi e 7.227 morti. Ce ne sono stati ulteriori 89 nelle ultime 24 ore. Il tasso aggiornato dei contagi sui tamponi va calcolato sull'Epifania: 3.596 infezioni su 24.464 test fra molecolari e antigenici, quindi il 14% sul totale dei tamponi eseguiti risulta positivo. Quindi oggi la decisione, e fra i diversi schieramenti politici la lettura dell'andamento epidemiologico continua ad essere diversa. Zaia rilancia la propria posizione. Cos'è cambiato fra la prima e la seconda ondata? Allora non avevamo i dispositivi, mentre oggi li abbiamo, non disponevamo della diagnostica, tanto che facevamo 2.000 tamponi al giorno, invece adesso arriviamo a 60.000. Non conoscevamo i protocolli di cura e le terapie intensive su cui possiamo contare ora. Insomma, se all'epoca avessimo avuto l'ondata di piena che ci è capitata fra l'autunno e l'inverno, non saremmo stati in grado di prendere in carico tutti i pazienti. Zaia ovviamente difende l'operato a livello regionale.
E a pagina 5 c'è un articolo che riguarda la questione vaccinazioni anti-Covid. Veneto, record vaccini, dateci le dosi non usate da altre regioni. In vetta con la Toscana la classifica del siero iniettato. Il Veneto, quindi insieme alla Toscana, è la regione che sta facendo più vaccini, 58,1% di quelli ricevuti. Primo in Italia per la rapidità con cui sta vaccinando i sanitari degli ospedali del territorio, nonché gli ospiti e gli operatori delle case di riposo e delle strutture di accoglienza. Tuttora scosso dagli effetti del coronavirus in termini di contagi, il Veneto guida insieme alla Toscana la classifica nazionale della campagna di immunizzazione, come dicevamo. Abbiamo chiesto al governo di fissare un tetto alla possibilità di fare magazzino e di dare le rimanenze a chi è più veloce nella somministrazione, ha annunciato il presidente Luca Zaia in una giornata che ha visto l'esaurimento delle scorte giacenti e l'arrivo delle nuove forniture. Come si legge nel titolo, infatti, la richiesta del Veneto è di avere le vaccinazioni, le dosi non usate da altre regioni. Poi andremo a leggere anche, sia sul Gazzettino che su Corriere delle Alpi, quelli che sono, come sta procedendo la campagna anti-Covid, scusate, in provincia di Belluno. Andiamo quindi, passiamo poi a trattare anche la questione dei mondiali di sci a cortina, ma prima terminiamo con il capitolo dedicato al coronavirus. Andiamo infatti alla prima di Belluno, vaccini e case di riposo, adesione totale. Questo quello che riguarda la provincia di Belluno. L'ULS ha già somministrato più di 1000 dosi tra gli ospiti e gli operatori delle strutture per anziani della provincia. Si è affievolita l'ombra degli indecisi o dei negazionisti, qualcuno aspetta, ma anche tra il personale ci sono pochi rinvii. Andremo proprio a leggere questo articolo che riporta anche i dati del bollettino di ieri. Nuovi positivi a quota 136 e ieri 2 nuovi decessi, una donna di 87 anni che si trovava in pneumologia e un uomo di 92 che era ricoverato in geriatria. E poi ancora Pedavena, la morte della Perera ieri a 100 anni. Questa è la foto di copertina, vedremo anche che è stata dedicata allo stesso argomento anche dal Corriere delle Alpi. Addio a Cesarina, maestra e sindaca. Aveva compiuto 100 anni. In maggio Cesarina Perera se n'è andata nel sonno nella sua casa assistita dai familiari. Ex sindaco e maestra che tanto ha fatto per la sua comunità, nella foto è al centro con la collega Maria Teresa De Bortoli che indossa la fascia tricolore. E poi ancora altri lanci. Meno 30 giorni ai mondiali di sci, piste illuminate. Il comitato tecnico scientifico ha però deciso che le gare si terranno a porte chiuse. E poi il caso, treno investe Cervo sui binari, 4 corse cancellate, un investimento tra Belluno e Polpette e ieri è stata l'ennesima giornata di passione per i pendolari. Andremo a leggere anche questo articolo. E poi per quanto riguarda l'inquinamento, le regole d'oro della provincia, ieri una videoconferenza stampa con il consigliere delegato all'ambiente e alla cultura Simone Deola, imparare a bruciare la legna perché faccia meno danno alla salute. La provincia è capofila del progetto europeo Life Reduce che con il coinvolgimento di province e unioni montane propone misure innovative e sperimentali in tema di contenimento dell'inquinamento da benzopirene. Ne ha parlato ieri appunto il consigliere provinciale Simone Deola, delegato all'ambiente. Fermiamoci a leggere le notizie che riguardano le vaccinazioni anti-Covid. Il vaccino nelle RSA, l'adesione è totale. L'ULS, condivisione piena degli ospiti tra personale qualcuno aspetta, quasi in una casa di riposo su 2 c'è già stata la prima somministrazione. L'articolo è di Davide Piol. È totale l'adesione nelle RSA al vaccino contro il Covid-19. Si tratta delle strutture che hanno risentito maggiormente delle emergenze epidemiologiche in termini di vittime, numeri che purtroppo continuano a crescere, quelli della pandemia, ma ora c'è anche la corsa all'immunizzazione. L'Unsuno Dolomiti ha somministrato ormai più di 1100 dosi tra le RSA di Cavarzano, Limana, Ponte nelle Alpi, Pieve di Cadore, Longarone, Agordo, Arsiela, Monsteren del Grappa, Fonzaso, Alano, Sedi, Comelle, Lentiai. Mancano diverse strutture all'appello, ma l'ombra dei negazionisti o dei cosiddetti indecisi si è affievolita. L'adesione è molto buona in tutti i contesti, evidenzia il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti, per gli ospiti dell'RSA è prossima al 100%, mentre per il personale sanitario possiamo dire che è molto alta, in alcune realtà è totale, in altre c'è qualche singolo caso che preferisce aspettare o informarsi meglio. Se l'adesione nell'RSA è così alta significa che presto saranno dichiarati luoghi sicuri o perlomeno più protetti, bisogna aspettare la seconda dose di vaccino e poi un'altra settimana
Ricordiamo infatti che il vaccino Pfizer prevede la somministrazione in 2 dosi, l'una a distanza di 21 giorni dall'altra, e poi ci vuole una settimana per attendere l'immunizzazione. Magari non sarà un vero e proprio ritorno all'era pre-Covid, ma ci si avvicina molto. Alla Gaggialante, ad esempio, si è negativizzato anche il nucleo Mimosa, e ieri gli anziani sono stati trasferiti nelle stanze del centro diurno, dove hanno potuto riassaporare attimi di quotidianità perduta, come per esempio il salone di bellezza per le donne con la messa in piega e cura del personale della struttura, un po' di musica e allegria, e alcuni prodotti di Unifarco donati dal Lions Club di Belluno. L'emergenza sanitaria intanto rimane sotto stretta osservazione, come scrive Davide Piol. Ieri sono stati scoperti 136 nuovi positivi in provincia, e ci sono stati, come leggevamo prima, 2 decessi, una donna di 87 anni che si trovava in pneumologia e un uomo di 92 in geriatria. E attualmente ci sono 99 persone ricoverate in area subintensiva e altre 15 che lottano tra la vita e la morte nelle terapie intensive di Belluno e Feltre. E ci sono poi 40 pazienti ricoverati negli ospedali di comunità. Gli infermieri contro i negazionisti, pubblicati in rete tutti i documenti. Lo sapete che gli ingredienti della Coca-Cola sono segreti da 134 anni, eppure la beviamo da oltre un secolo. Accattivante, ironica, provocatoria è la conclusione di uno dei 5 documenti pubblicati sul sito dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno. Si tratta letteralmente di alcuni passi con gli infermieri e i cittadini per districarsi tra le migliaia di informazioni che circolano sul web, non sempre attendibili, riguardo al vaccino contro il Covid-19. L'articolo è sempre di Davide Piol. Gli ordini nascono a tutela dei cittadini, ma il nostro compito è anche quello di far crescere la professione, sottolinea il presidente degli infermieri Luigi Pais dei Mori. In questo tempo pieno di scetticismo e sovraesposto dal punto di vista dell'informazione, ci siamo chiesti cosa possiamo fare. La risposta si è tradotta nella formulazione di 5 documenti che accompagnano i cittadini nella comprensione del vaccino prodotto da Pfizer. Ad esempio, da cosa è composto, e per capirlo basta aprire uno dei documenti caricati sul sito, in cui l'Agenzia Italiana del Farmaco elenca tutti i componenti del vaccino. Il destinatario è di 2 tipi, e poi ancora altri interrogativi, come sono avvenuti i conti sulla mortalità, è vero che sono morte tante persone con o per il Covid, e poi le obiezioni al vaccino, la sperimentazione, i numeri, la composizione. E poi viene ricordato anche l'obbligo. Secondo decreto legge 279 del 2008 esiste già l'obbligo al vaccino per gli operatori sanitari. Non si è mai parlato di quello contro il Covid, ma in generale di vaccini utili a contrastare la presenza infettiva in ambito lavorativo, come il vaccino appunto anti-Covid. Per i curiosi c'è anche una sezione scientifica con altre 30 fonti bibliografiche. Quindi l'obiettivo degli infermieri è di far fronte a tutte le obiezioni, a tutti i dubbi di scettici e negazionisti, e in rete sono stati pubblicati tutti i documenti, come si legge nell'articolo. Andiamo avanti, ecco l'altra notizia di cui abbiamo letto il lancio. Lasciamo per un attimo da parte la tematica coronavirus. Treno contro Cervo, disagi infiniti. L'incidente è avvenuto ieri alle 6 tra Belluno e Polpette, dove un convoglio fuori servizio ha investito l'animale. La linea ha un solo binario, le operazioni di messa in sicurezza hanno portato a 4 corse cancellate, poi a ritardi fino a 30 minuti. Treno investe Cervo all'alba, 4 corse vengono cancellate, sommandosi a quelle già soppresse dal piano neve di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia. Non c'è pace per la ferrovia bellunese, che come altre infrastrutture di collegamento della provincia ha dovuto fare i conti con più di una copiosa nevicata che ha mandato in crisi la circolazione. È così da dopo Natale. E ieri la giornata è iniziata con nuovi disservizi. Poco prima delle 6 un animale di grossa taglia ha occupato l'unico binario tra Belluno e Ponte nelle Alpi Polpette, poco prima che sopraggiungesse un convoglio fuori servizio con a bordo i soli macchinisti. L'impatto tra il convoglio a trazione diesel e l'animale, molto probabilmente un cervo, è stato inevitabile. L'assenza di un secondo binario ha provocato, tra la necessità di valutare eventuali danni al mezzo, quella di assicurare che la linea fosse regolarmente percorribile. Quindi è stato sospeso il traffico ferroviario tra le 2 stazioni dalle 5:55 alle 7:10. Solo dopo quest'ora, e quindi in piena fascia di punta per gli spostamenti lavorativi, il traffico sui binari è tornato regolare grazie all'intervento dei tecnici di RFI.
In un giovedì che vedeva già la certezza di 5 treni cancellati totalmente, in uno particolarmente tra Belluno e Calalzo per gli effetti del piano neve e gelo, l'incidente tra Cervo e treno ha portato a sopprimere altre 4 corse del mattino, una da Belluno verso Ponte nelle Alpi, 3 da Ponte verso il capoluogo. Quindi ennesima giornata nera per i pendolari quotidianamente alle prese con i viaggi soppressi dopo le nevicate. La notizia di Cesarina Perera andiamo a leggerla poi sul Corriere delle Alpi, leggiamo qui invece quello che riguarda i mondiali. Luci accese e porte chiuse, si legge nel titolo del Gazzettino. Ad un mese dall'inizio dei campionati del mondo di sci, le piste della Tofana e del Col d'Urchet si sono illuminate e il CTS mette la parola fine alla speranza di avere il pubblico. Ghedina, sindaco di Cortina, dice c'è ancora tempo, la situazione potrebbe cambiare. A un mese dai campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, ieri sera sono state accese le luci sulle piste della Tofana e del Col d'Urchet. Nel contempo però si sono chiuse le porte sull'evento perché gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, che affianca il Governo nazionale nella gestione della pandemia, propone lo svolgimento senza pubblico. Gli appassionati di sci dovranno seguire alla televisione le 2 settimane di gare senza poter assistere a bordo pista, senza poter assistere appunto a bordo pista nell'area che accoglierà gran parte delle discese femminili e della nuova vertigine realizzata per le prove maschili. L'altro traguardo è a Colfiere al termine della rinnovata Drouchet che accoglierà i 2 slalom conclusivi del calendario mondiale. Il sindaco Gianpietro Ghedina confida che la situazione possa migliorare, ai mondiali mancano ancora 30 giorni e lo scenario potrebbe cambiare, il nostro augurio è che un po' di pubblico possa arrivare, si legge nell'articolo a firma di Marco Di Bona. Intanto siamo pronti nell'organizzazione sportiva e siamo convinti che possa essere un grande evento. Ieri l'accensione dei riflettori a luminari tracciati perfettamente innevati ha avuto un significato simbolico, alla stessa ora della cerimonia di inaugurazione dei mondiali fissata alle 17 di domenica 7 febbraio, quindi un mese, poco meno di un mese appunto all'avvio del grande evento. Andiamo a chiudere il Gazzettino e passiamo al Corriere delle Alpi, ci fermiamo sulla prima pagina per vedere alcuni dei lanci. Zaia, più vaccini al Veneto, la richiesta del Presidente al Governo premiare le regioni che fanno un numero maggiore di iniezioni. L'abbiamo letto prima, la richiesta appunto del Veneto di poter ricevere le dosi non utilizzate in altre regioni. Il Veneto e la Toscana sono i 2 territori a livello nazionale che stanno eseguendo il maggior numero di vaccinazioni. L'articolo in questo caso è di Tosato a pagina 5. E poi c'è un'intervista all'allergologa, la profilassi è sicurissima, reazioni rare e molto lievi. La professoressa Maria Antonella Muraro a Padova è responsabile del centro di monitoraggio sulle reazioni allergiche ai vaccini anti-Covid, un caso o 2 su 100.000. Poi ci sono i dati che riguardano la provincia di Belluno, altre 2 vittime in provincia, ma i positivi sono in calo, comunque sempre 136 nelle ultime 24 ore. E poi ancora Ascom, il conto nero del turismo, persi 100 milioni in un mese, si legge nel lancio, andremo poi a leggere l'articolo. La foto di copertina è invece dedicata al rientro a scuola con polemiche, quarantena lunga subito bocciata. Infatti gli ultimi provvedimenti prevedono appunto che se c'è un solo bambino anche positivo in una classe, tutta la classe debba stare in quarantena per 10 giorni e poi debba eseguire il tampone prima del rientro. Chi non vuole fare il tampone deve stare in quarantena più a lungo, 14 giorni. E ancora il problema della fuga degli infermieri dalle case di riposo all'ospedale ed Asca, l'azienda a Gordina, alletta gli infermieri con aumenti e garanzie e andremo a leggere anche questo. Andiamo quindi, ci fermiamo un secondo nelle pagine del Veneto per vedere se Zaia esaurite tutte le fiale, priorità a chi si vaccina di più. Questo lo abbiamo letto anche prima sul Gazzettino. Andiamo quindi alle pagine che riguardano la provincia di Belluno. Prima ci fermiamo un attimo a pagina 6. I vaccini anti-Covid non sono pericolosi, finora riscontrate reazioni rare e lieve. È appunto l'allergologa, la professoressa Muraro, che illustra le possibili reazioni a siero e spiega quali precauzioni bisogna assumere in caso di allergia.
Il centro regionale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari dell'azienda ospedaliera di Padova è in prima fila nello studio europeo che raccoglie e monitora le reazioni allergiche che si registrano ai vaccini anti-Covid. La responsabile appunto è la professoressa Maria Antonella Muraro, che dice le reazioni avverse sono in linea con quelle degli altri vaccini, quindi con un'incidenza molto bassa. L'unica differenza è che per i vaccini anti-Covid manca uno storico, dato che il loro utilizzo è appena iniziato. Comunque dice appunto che non c'è da preoccuparsi, che il vaccino anti-Covid non è pericoloso. L'incidenza delle reazioni avverse varia da 1 su 100.000 a 2 su 100.000, non vi sono elementi che giustificano l'evolversi verso un'incidenza maggiore. Quindi rassicurazioni arrivano appunto dall'esperta allergologa. Andando a parlare di scuola, siamo a pagina 9. Genitori perplessi all'esterno delle scuole, 10 giorni per il tampone, un errore. Famiglie preoccupate per la gestione dei figli possibili contagiati, con i più piccoli la didattica a distanza è difficile. L'articolo è di Luca Maciga. Rientro sereno con qualche nube all'orizzonte, si legge nell'incipit. Dopo un meritato periodo di vacanze, i bambini della scuola dell'infanzia e delle elementari e medie riprendono il loro percorso in presenza. Non manca l'entusiasmo, anche se più di un genitore non condivide la recente ordinanza che prevede alcune restrizioni importanti rispetto alle precedenti. In particolare non piace la regola che prevede la quarantena di tutti gli alunni di una classe una volta accertato un solo caso di positività nella stessa. Un isolamento che durerà 10 giorni, al termine del quale verrà eseguito il tampone. Ulteriore aspetto importante: in questo periodo viene attivata la didattica a distanza. E poi l'articolo prosegue con una serie di interviste ai genitori al di fuori delle scuole mentre accompagnavano i propri figli a rientro dopo le festività natalizie. Per quanto riguarda i controlli, nei giorni scorsi è stato multato un solo bar, ma i clienti sono stati graziati. Oltre 1600 verifiche durante le festività e una sola denuncia, 500 attività sotto la lente. L'articolo è di Cristina Contento. Locale chiuso 5 giorni in via provvisoria, ma sarà anche la prefettura a stabilire se Bar Europa dovrà essere oggetto di ulteriori sanzioni per i fatti della Befana. Nessuna multa invece per gli avventori che sono stati identificati dai poliziotti della Volante, intervenuta a 6 pomeriggio. La sanzione economica è stata di 400 euro per il locale, il Bar Europa, ricordiamo. Quindi questo controllo ha chiuso l'attività delle forze di polizia nel periodo natalizio, solo nel periodo natalizio ovviamente le ha chiuse perché i controlli continuano. 1000 persone sono state controllate nella settimana a cavallo di Capodanno e 33 sono state sanzionate e una denunciata. Sottoposti a verifica 390 esercizi commerciali con una sanzione commitata. Record di controlli invece tra il 4 gennaio e la Befana in soli 3 giorni. Le forze dell'ordine hanno sottoposto a verifica 613 persone, elevando 5 sanzioni e 197 i locali visitati, dei quali uno sanzionato, il bar cinese, poi chiuso. Alberghi e ristoranti contano i danni, Ascom persi 100 milioni di euro, si legge a pagina 11, in ginocchio le attività legate al turismo per la mancata apertura delle piste da sci, dall'Immacolata all'Epifania, l'articolo di Francesco Dalmas. Tra l'8 dicembre e il 7 gennaio il turismo della neve ha perso in provincia di Belluno circa 150 milioni di euro. È il mancato fatturato della ricettività alberghiera, in particolare della ristorazione, dei pubblici esercizi, degli impianti da sci, di altri servizi, trasporti, scuole e quanti lavorano sulle piste. Quasi tutti gli alberghi hanno tenuto chiuso durante le feste, così pure il resto della ricettività, e come Confcommercio abbiamo calcolato che il mancato fatturato è stato di 60, forse 63 milioni di euro, informa Luca Dal Pozzo, direttore di Confcommercio Belluno. Quanto alla ristorazione e pubblici esercizi possiamo ipotizzare tra i 40 e i 45 milioni di euro. Siamo dunque quindi i 100 milioni di perdite. Andiamo alle pagine di Belluno, leggiamo quindi le notizie che riguardano, mi interessava fermarmi ancora su una notizia che riguardava i vaccini per gli over 80, si comincia il 16 gennaio, siamo a pagina 5 e parliamo ancora di coronavirus. La medicina di gruppo di Cavarzano si sta preparando alla sperimentazione, potremmo essere pronti per questa data. L'articolo è di Paola Dallanese. Al lavoro per farsi trovare pronti, non sarà una passeggiata a mettere in piedi la macchina per le vaccinazioni anti-Covid degli over 80. Molti gli aspetti che dovranno essere tenuti in considerazione per poter eseguire
eseguire le immunizzazioni in sicurezza e nel rispetto delle normative contro il contagio. I 6 medici della medicina integrata di Cavarzano, dove partirà la campagna sperimentale che riguarda gli anziani, stanno discutendo in questi giorni le modalità. Si tratta di vaccinare 600-700 anziani con più di 80 anni, evitando assembramenti sia in entrata che durante lo stazionamento in sala d'attesa. Spiega Luciano Bassi, uno dei camici bianchi della struttura. Da valutare anche il modo migliore per eseguire l'operazione, non facendo prendere freddo agli anziani. Infine, cosa non da poco, dobbiamo essere attenti ai tempi di esecuzione dell'immunizzazione, visto che il vaccino, una volta preparato, non può restare tante ore fuori dal frigorifero. Le persone da vaccinare dovranno essere invitate telefonicamente dal personale di segreteria della medicina di gruppo. L'idea dei responsabili della medicina integrata di Cavarzano, scelta per la vicinanza all'ospedale di Belluno e alla farmacia dove vengono preparate le dosi di vaccino Pfizer, è quella di procedere alla profilassi in giornate diverse da quelle di attività degli ambulatori, un po' come abbiamo fatto per le immunizzazioni contro l'influenza, precisano i medici. La nostra idea è quella di eseguire le prime vaccinazioni di sabato. Se dovessimo riuscire a risolvere le varie criticità, potremo partire il 16 gennaio, appunto come si legge nel titolo. Gli over 80, poi toccherà agli over 60 dalla primavera, a tutte le persone che presentano patologie, e si continuerà poi con tutto il resto della popolazione. Ritorniamo alle altre pagine e leggiamo altri argomenti, altre notizie. Andiamo appunto alla morte di Cesarina Perera, siamo a pagina 25, morta a 100 anni, è stato sindaco di Pedavena e dirigente dell'ULSS, è stata esponente di spicco della Democrazia Cristiana e ha gettato le basi per far crescere la sanità feltrina. L'articolo è di Laura Milano. Prima sindaco donna del Feltrino, con le spalle allenate nelle palestre politiche del dopoguerra e con tanta lungimiranza da favorire scelte strategiche importantissime per la comunità. Cesarina Perera, ospite della casa di riposo Colbe di Pedavena, è morta ieri a 100 anni. Aveva festeggiato la scorsa estate il suo compleanno in struttura alla presenza del sindaco Nicola Castellazzi e del parroco Don Alberto Ganz. Nella scuola Cesarina aveva dato il meglio di sé per decenni come insegnante in vari elementari del Feltrino e in campo extraprofessionale nell'Azione Cattolica Feltrina, di cui è stata negli anni 50 e 60 presidente dell'Unione Donne. Ha fondato il Centro Italiano Femminile, un'associazione che si contrapponeva a quella dell'UDI, Unione Donne Italiane, ma ancora più preponderante fu nel campo del volontariato la sua titanica presenza all'interno dell'opera diocesana di assistenza. Quale fondatrice delle colonie di Colmelone, di Passo Cerete e di Cassavio al Cavallino, ove ora sorge il complesso San Paolo, in realtà iniziato in mezzo a mille difficoltà dalla Pontificia Opera di Assistenza Feltrina con Don Piero Dalmolin e Don Loris Susanetto, un'organizzazione complessa che per decenni ha portato migliaia di bambini ad usufruire di un soggiorno di vacanza ai monti o al mare e della quale Cesarina era la massima dirigente. Altrettanto notevole il suo impegno politico come esponente della Democrazia Cristiana, ma soprattutto come sindaco del comune di Pedavena dal 1985 al 1990, dove mise a segno l'attuale complesso delle scuole elementari e medie e della piscina comunale. È stata presidente anche del neonato consorzio dell'unità locale sociosanitaria che nei tardi anni 70 aveva prefigurato l'ULSS di Feltre, diventando poi autorevolissima assessore alla sanità della neonata ULSS 4 che faceva capo alla comunità montana feltrina a fianco dell'allora presidente Antonio Padovan. Quindi una grande figura, un'importante figura per tutto il Feltrino. Castellaz, sindaco di Pedavena, dice: è stata lei a costruire la scuola primaria, e Walter Bonan sottolinea che la Perera ha aiutato la partecipazione delle donne alla cosa pubblica. A 16 anni cominciò ad aiutare anche i bimbi nella colonia di Norcen, si legge sempre nell'articolo di Laura Milano. E poi c'è questo articolo che riguarda l'ASCA che corteggia il personale con le carriere, siamo a pagina 28, l'ultimo articolo prima di chiudere l'appuntamento di oggi, ed è sempre a firma di Paola Dallanese. Parliamo appunto della fuga di infermieri di personale dalle case di riposo agli ospedali. Procede a passo spedito la corsa verso la fidelizzazione del personale all'interno di ASCA ad Agordo. Dopo l'introduzione di un piano di incentivi economici che prevedono un welfare sostanzioso e il cosiddetto premio di benvenuto, ieri si è deciso di avviare un progetto per una gratificazione professionale degli operatori tramite una progressione di carriera. Un piano che passa anche attraverso l'applicazione del contratto della sanità pubblica. Si tratta di scelte che sono state condivise sia dall'amministratrice unica di ASCA, Maria Chiara Santin, che dalle sigle sindacali.
La riunione è stata positiva, sul piatto sono state messe molte risorse in questi anni e ora si continua su questa strada. Abbiamo proposto una riflessione sul modello welfare che ad oggi va a premiare le persone che hanno figli o genitori anziani, mentre il nostro target di dipendenti è formato da giovani soli. Il fulcro di tutte le proposte è trattenere gli infermieri in struttura, contrastando così il potere attrattivo esercitato dall'ULSS e dal posto pubblico. Se per ora non abbiamo particolari sofferenze, precisa la Santin, vogliamo prevenirle, ma come? Lavorando sulla riorganizzazione dei servizi attraverso la valorizzazione del luogo, del ruolo e della carriera del personale in base a competenze specifiche. Il 18 gennaio partirà ad Asca un programma formativo per riorganizzare il servizio che mirerà proprio a dare nuovo slancio alle competenze di ciascun lavoratore, quindi non solo gratificazione economica ma anche professionale. Resta aperta anche la possibilità di applicare il contratto di sanità pubblica al personale, anche se magari non nell'immediatezza, viste le tante iniziative economiche che abbiamo messo in campo in questi anni. Chiudiamo quindi l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa. Il nuovo appuntamento sarà domattina, sempre alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e poi anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto seguiteci sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it per avere tutti gli aggiornamenti su quel che accade in provincia di Belluno, e questo pomeriggio daremo anche l'aggiornamento relativo alla fascia in cui si troverà a vivere il territorio regionale da lunedì prossimo. Intanto grazie a tutti per l'ascolto, a prestissimo, un sereno venerdì, un sereno fine settimana e al prossimo appuntamento. Grazie.